24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Nel mondo, l'Italia è il quarto paese ad essere scelto come destinazione di vacanza ed è il Veneto la regione italiana più gettonata dai turisti, in particolare quelli tedeschi. La Germania rappresenta il mercato principale per il nostro settore turistico ed è per questo che la regione Veneto ha rinnovato anche quest'anno la propria presenza all'ITB di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali del turismo. Più di 11.000 espositori in 160.000 metri quadrati di fiera, tutti dedicati alle proposte di viaggio nei 5 continenti. Il Veneto ha giocato le proprie carte, come le città d'arte e le ville venete, il lago e le montagne, ma soprattutto le spiagge. Il 40% dei turisti stranieri che vengono in ferie nella nostra regione scelgono il litorale. Offriamo ad esempio quest'anno la possibilità di conoscere le nostre spiagge con un unico progetto di promozione. Sappiamo che le spiagge venete sono frequentatissime da turisti tedeschi, ma forse non conoscono quelle che sono le singolari e rispettive caratteristiche di ogni spiaggia. Per parlare di Jesolo, la spiaggia del divertimento, della notte, dei giorni, per parlare poi invece delle spiagge di Bibione o Caole, più dedicate a un turismo legato alla famiglia, alla vacanza tranquilla, o magari le spiagge del Polesine dove il contatto con la natura è molto importante e quindi a coloro che piace anche vedere il parco naturale del Delta o altre aree così ben mantenute dal punto di vista naturalistico, lì può trovare grandi soddisfazioni. Aumentano sempre di più i suicidi di imprenditori che per la crisi economica e a corto di liquidità, non trovando altri rimedi, arrivano a gesti disperati. Per questo la CGA di Mestre lancia la proposta di istituire un fondo di solidarietà per mancanza di credito, gestito in stretta collaborazione con i consorzi Fidi. Un modello potrebbe essere quello già sperimentato e ancora in corso per il risarcimento delle vittime dell'usura e del racket, che decidono di collaborare con le istituzioni per combattere e smettere di pagare il pizzo. Una situazione di emergenza bisogna intervenire con strumenti emergenziali, quindi noi auspichiamo che il governo metta in campo ad esempio un fondo di solidarietà che vada in aiuto a quei piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà per qualche migliaio di euro, quindi noi crediamo che questo fondo potrebbe anche essere tra gli 8 e 10 milioni di euro, quindi poca cosa sostanzialmente, in modo tale che quegli piccoli imprenditori, artigiani e commercianti che si trovano in difficoltà possono attraverso i consorzi Fidi in qualche modo trovare quelle garanzie necessarie per avere questi prestiti. 5.000 euro a pratica da consegnare a rate secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Questa è la cifra che l'architetto Marco Brancaleoni, funzionario dell'Istituto regionale Ville Venete, avrebbe chiesto per agevolare i finanziamenti destinati al restauro delle dimore storiche della regione. Finanziamenti che grazie all'uso di documenti falsi o non riguardanti la pratica potevano superare del 30% quelli realmente dovuti. Con l'accusa di concussione, corruzione e truffa aggravata, l'architetto è stato arrestato dal nucleo di polizia tributaria. L'inchiesta delle Fiamme Gialle di Venezia è partita dalla segnalazione di 2 proprietari di ville nel veneziano e oltre all'arresto di Brancaleoni ha portato alla denuncia di 3 persone, a 23 perquisizioni nonché all'avvio di accertamenti nei confronti di 20 persone, tra proprietari di ville, professionisti e dipendenti dell'Istituto regionale Ville Venete, l'ente che supporta i privati proprietari nel restauro e nella conservazione degli edifici, dei parchi, delle statue e degli affreschi, attraverso l'erogazione di finanziamenti. Il 2011 è stato l'anno peggiore per il mercato immobiliare del Veneto. A dirlo sono i numeri emersi dal convegno regionale della FIAIP, la Federazione degli Agenti Immobiliari. Pur essendo in calo, però, il mercato sembra aver assorbito il colpo della crisi e le stime per il primo semestre 2012 prevedono una ripresa. Questo potrà avvenire anche se le banche renderanno disponibili ai cittadini i fondi ricevuti dalla Banca Centrale Europea. Tornando ai numeri, risultano aumentate le case e i negozi in vendita. Sono scesi i prezzi, ma sono però diminuite le transazioni. Il presidente regionale FIAIP Moreno Marangoni auspica una ripresa della compravendita delle case usate, cioè non di nuova costruzione. Questo, secondo Marangoni, fungerebbe da volano per tutto il mercato immobiliare.
Nel momento in cui io mi devo avvicinare all'acquisto di una casa, mi devo impegnare per 20 anni o 30 anni per un mutuo, ma mi vengono proposti già degli spread altissimi, è chiaro che inizio a pensarci e probabilmente preferisco scegliere la strada della locazione, dove mi dà sicuramente meno rischi. E l'altro fenomeno è anche quello della certezza del posto di lavoro. Oggi avere il proprio posto di lavoro in crisi significa non vedere molto a lungo davanti. Escrementi di topo sui bancali dove veniva stoccato il cibo, una testa di capretto su un tavolo e all'esterno una vasca da bagno con acqua stagnante in cui nuotavano pesci d'acqua dolce pronti per la padella. Materiale sufficiente per la squadra mobile della Questura di Venezia per porre il sigillo ad un ristorante cinese di Mestre. L'operazione ha visto la partecipazione di una quarantina tra agenti funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e del Servizio di Igiene Alimentare. Al momento dell'arrivo degli investigatori, il ristorante stava servendo una ventina di persone. Il gioco online si fa sui tablet. Grazie al mobile, le stime degli operatori prevedono per quest'anno una crescita del 5% sulla raccolta delle scommesse sul web. Tutti i particolari su Industria e Finanza. 24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.